categoria A. Al quarto posto abbiamo Oriano del Sal. Al terzo posto Luca Tonizzo. Queste qui ricordatevi che non sono mani sporche, le mani sporche sono altre. Me l'ha detto un giorno il buon Franco Fabri, che gli do un saluto. Ma lui mi ha detto che queste sono mani pulite, le mani che lavorano. Vieni! Al secondo posto Lucio Costantini. E al primo posto Paolo Milotti. Dove sono da caricare le gomme? Ho appena finito. Ah, boh, te vedo bel sud però. Sì, perché ricorda, è andato a caricare le gomme. Ah, sì, aspetta, no, esatto, no, ricordati, parlati, vieni qua, parlati, che avevo un po' qui però. Un poco ti. Ehi, dico a voce alta perché non è vero? Ti voglio bene, amore. Sì, mi costa 200 euro. No, i pali dei segnassi, grazie. Adesso mi conveniva che lo dicessi che era piccino indio. Poi niente, volevo ricordare che l'8 maggio abbiamo anticipato Staranzano invece del 22 che era inizio il calendario e quindi mi raccomando tutti presenti, speriamo nel tempo. Quindi 8 maggio Staranzano e non Orsago. Grazie. Grazie a te Paolo. Dopo il prossimo appuntamento con noi sarà il 22 di maggio e dopo il 5 di giugno sempre con noi a Fanna lo slalom in salita. 22 maggio e a